Questa è la storia di Venezia, 14ª parte dal 1485 al 1508. Dopo il breve dogato di Marco Barbarigo, durato dal 1485 al 1486, viene eletto suo fratello Agostino Barbarigo, che nel 1487 viene informato del successo ottenuto dal portoghese Diaz nel doppiare il Capo di Buona Speranza, aprendo la via per l'Oceano Indiano. Questo renderà i commerci nel Mediterraneo progressivamente meno rilevanti. Nel 1489 il doge annette in dominio di Venezia l'isola di Cipro, ceduta dalla regina Corner, che ottiene in cambio i feudi di Asolo e Marostica. L'acquisto dell'isola è per Venezia un parziale risarcimento per le colonie perdute nel conflitto con Mehmed II. Però suo figlio Bayezid II l'anno dopo riesce a sconfiggere la flotta veneziana a Sapienza e Zonchio, conquistando Modone e le principali fortezze della Morea. Intanto il re di Napoli, viste sfumare le proprie aspirazioni al dominio su Cipro, deve affrontare anche la scomunica papale per il mancato pagamento del tributo annuo che il suo regno deve alla corte papale. Addirittura il papa arriva ad offrire il trono napoletano al re francese Carlo VIII. Nel 1492, mentre Cristoforo Colombo salpa nell'Atlantico alla scoperta di un nuovo continente, Papa Innocenzo VIII perdona sul letto di morte Ferdinando di Napoli, ma invano. La scomparsa di Lorenzo il Magnifico, signore di Firenze e perno della stabilità politica della penisola, spalanca infatti la porta all'ingerenza francese. Nel 1494, quando l'eredità del Ducato di Milano viene contesa tra Ludovico Sforza e il nuovo re napoletano Alfonso II, Carlo VIII scende in Italia per sostenere lo Sforza, sottomettendo Firenze e conquistando Napoli nel 1495. La portata della vittoria francese spaventa gli stati italiani, che, sollecitati da Venezia, che vede nella Francia un temibile avversario per i suoi progetti di egemonia in Italia, si coalizzano attorno a Papa Alessandro VI nella Lega Santa o Lega di Venezia. Il re di Francia, volendo evitare di rimanere intrappolato nel Mezzogiorno, marcia rapidamente verso nord, ma viene sconfitto nel 1495 nella battaglia di Fornovo e costretto a lasciare l'Italia. La Serenissima, in cambio dell'aiuto offerto, ottiene così dagli alleati la cessione di Cremona, Forlì, Cesena, Monopoli, Bari, Barletta e Trani. Re Carlo VIII di Francia si irrita così tanto della sconfitta che con un editto proibisce ai veneziani ogni commercio nelle sue terre. Nella lontana India nel 1498 il navigatore portoghese Vasco da Gama raggiunge per la prima volta Calicut, aprendo definitivamente la rotta circumafricana. Mentre nel 1499 il nuovo re di Francia Luigi XII scende in Italia, questa volta alleato di Venezia, conquistando Milano, gli ottomani, nonostante una sconfitta nella battaglia di Sapienza, conquistano Lepanto, Corone, Modone e quello che rimaneva della Morea, dilagando in Dalmazia. E il sistema commerciale su cui la Repubblica aveva fondato le sue fortune entra in crisi. Il 1499 è un anno difficile per Venezia. Impegnata in 2 guerre contemporaneamente, una in terraferma contro Milano e una per mare contro gli ottomani, subisce una crisi bancaria, trovandosi a dover contrastare il panico scatenato da una successione di fallimenti bancari a rialto, ma non riesce a impedire il diffondersi della sfiducia. Nel 1501 Venezia si allea con l'Ungheria, mentre una flotta veneto-spagnola arriva fino ai Dardanelli. Viene conquistata Santa Maura e sventata l'invasione di Cipro, ma nello stesso anno muore il doge Barbarigo. Viene eletto doge Leonardo Loredan, mentre le galee delle rotte commerciali d'Oriente tornano semivuote e il panico si diffonde nel mercato di Rialto. Il patrizio Benedetto Sanudo viene così inviato in missione segreta al Cairo per spingere il sultano mamelucco a trattare coi principi indiani per precludere i loro porti ai portoghesi. Intanto si affianca al Consiglio dei 10 una giunta delle spezierie per studiare soluzioni al problema. Il Portogallo ordina a Vasco da Gama di lasciare parte della flotta stabile a difesa dello sbocco del Mar Rosso per bloccare i commerci egiziani. Nel continuo della seconda guerra turco-veneziana nel 1500 la flotta veneziana e spagnola prende Cefalonia dopo un lungo assedio, ma stremata nel 1503 Venezia chiede la pace agli ottomani, rinunciando al possesso delle isole appena conquistate. Nello stesso anno i signori della Romagna, spodestati dal duca Cesare Valentino Borgia, approfittando della morte di suo padre Papa Alessandro VI, offrono di sottomettersi alla Repubblica di Venezia, a condizione di riavere i loro antichi domini. Il Senato veneziano accetta e la Serenissima prende il possesso di Rimini, Faenza e altre città. L'atto irrita molto il nuovo pontefice, il genovese Giulio II, che, imprigionato il Borgia, intende ristabilire il possesso pontificio di quelle terre. Il Papa spinge quindi nel 1504 Francia e Sacro Romano Impero a stringere con lui a Blois un triplice trattato per una futura spartizione dei domini veneziani. Nel 1505 Venezia si offre quindi di restituire al Papa le terre occupate, con l'eccezione di Rimini e Faenza. Intanto, preoccupata per la crescente crisi del commercio, nel 1507 istituisce la nuova magistratura dei savi alla mercanzia, incaricati di fornire l'indirizzo economico alla città.
Quello stesso anno il pontefice chiede la restituzione anche di Rimini e Faenza, ma il Senato veneziano non la concede. Il Papa convince allora il nuovo imperatore Massimiliano I d'Asburgo ad attaccare Venezia, scendendo in Italia col pretesto del proprio viaggio di incoronazione a Roma. Nel 1508 l'esercito veneziano, guidato da Bartolomeo d'Alviano, sconfigge l'armata imperiale di Massimiliano I, guidata dal duca Enrico di Brunswick, presso la valle di Cadore, alla Mauria e a Pontebba, conquistando il Cadore, Gorizia e Trieste. Anche Pordenone è costretta nel 1508 alla resa incondizionata a Venezia, che l'assegna in signoria a Bartolomeo d'Alviano stesso. Sconfitto, Massimiliano I è costretto a una tregua e in cerca di rivincita si prepara ad accordarsi col re di Francia per un'alleanza anti-veneziana.